siamo a Cavriana, siamo nel pieno dello svolgimento del 21° Palio della Capra d'Oro. È un palio molto preparato da tutte le contrade, dalle 7 contrade, un palio cambiato, abbiamo occupato tutti gli spazi della Villa Mirra, tutti gli spazi del castello. Quest'anno ogni contrada si è occupata di una zona particolare, di una manifestazione particolare. La contrada Castello, che è la contrada che ha vinto l'anno scorso il palio, quest'anno ha preparato uno spettacolo teatrale e effettueranno l'Inquisizione. Ci sono delle streghe, verranno bruciate le streghe, le stiamo preparando, a minuti vedremo questo spettacolo. Mentre invece la contrada San Rocco, che sono gli azzurri, e la contrada Villaggio si sono occupati dell'osteria del castello, un'osteria che dà la possibilità a chi viene fin qua sopra a vedere la manifestazione e anche ai figuranti di poter gustare un piatto che è un piatto della tradizione, quindi un piatto povero. Siamo nella zona del Rivellino, del castello, la parte più esterna, mentre invece alle nostre spalle ci sono le mura del castello, dove abbiamo preparato tantissimi spettacoli. Tra questi l'Inquisizione, ci sono gli sbandieratori di Isabella d'Este, ci saranno dei clown, degli spettacoli molto particolari. Nella salita che porta dalla Villa Mirra al castello, la contrada Castello ha preparato diverse bancarelle con le attività di un tempo e si potranno degustare anche dei prodotti che erano tipici di allora. Per arrivare alle 23 alla parte clou, che è quella della corsa, la corsa della capra. Il Cavrodromo è naturalmente pronto, l'anfiteatro naturale più bello del paese, le 7 contrade sono pronte, quindi non manca altro. Alle 23 partiremo in sfilata, tutte le 7 contrade partiranno in sfilata da qui, dal castello, quindi la scenografia è molto bella perché si alterneranno tutti i colori delle contrade, arriveremo al Cavrodromo, speriamo gremito di persone, e poi che vinca la migliore. Leonardo, numero di partecipazione
Leonardo, manca grande Leonardo, nobile contrada. Vai Azzurra, vai! E vince la contrada azzurra Con la capra Lady e il cavrer Nikita. San Cassiano, San Rocco, Pieve. 3, 2, 1, via! Via! È caduto il Cabretta, la capretta scossa! La capretta scossa! La capretta scossa! Vai! Siamo alla fine! Fine! E San San Rocco vincitore! La gara è stata abbastanza dura, ma all'inizio subito la capretta ha iniziato a seguirmi, quindi è andata abbastanza bene. La nostra contrada è da parecchio tempo che non vince e siamo stracontenti che abbia vinto quest'anno.